Ci sono occasioni in cui uno spettacolo non si può programmare, soprattutto se lo show dipende in tutto e per tutto da madre natura. Eppure, anche in queste occasioni l'uomo ci sa mettere del suo, ed il pepe su un evento attesissimo, come la prima movimentazione del Mose, può essere rappresentato anche da chi non ci sarà, oltre che dalle presenze eccellenti. La prima entrata in funzione, in pratica, i primi passi di questo maxi bimbo che conosce una ovvia lunghissima gestazione, era stata fissata per il primo pomeriggio di venerdì 11 ottobre, ma impegni di governo, in questi tribolati giorni di verifiche, hanno portato lo spostamento di un giorno per poter far arrivare in laguna il ministro delle infrastrutture Maurizio Lupi. Ma sabato 12 è una data che spiazza un'altra figura ufficiale importante, come il presidente della regione Veneto Luca Zaia, alle prese quel giorno con una manifestazione federale della Lega Nord a Torino. La natura, dicevamo, non consente compromessi diplomatici. I giorni con le condizioni climatiche utili, secondo le previsioni, per far alzare le paratoie del Mose sono compresi fra venerdì 11 e martedì 15, ma solo venerdì e sabato in un orario, il primo dopo pranzo, in cui l'oscurità permetta di ammirare come la tecnologia ha saputo attrezzare la bocca di porto del Lido per fronteggiare le maree e proteggere Venezia. Non c'entra nulla quindi, a quanto pare, il battibecco a distanza di metà settembre fra Zaia e Lupi. Il governatore polemizzò sulla distrazione di alcuni fondi per i lavori del Mose, poi il ministro rispose piccatamente che quei soldi erano stati girati momentaneamente all'urgente approvazione del piano casa e sarebbero arrivati in un secondo momento con la votazione della legge di stabilità che li avrebbe riassegnati a Venezia entro metà ottobre. Guarda caso i giorni della movimentazione delle paratoie e di un incontro tra i due politici che potrebbe non esserci.